Ben ritrovati! Nel ponte di novembre 2023, per le festività dei Santi, oltre 8 milioni di italiani si metteranno in viaggio, con un incremento delle presenze straniere nelle città d'arte e piccoli borghi, il mare e le località termali. Si trascorreranno in media 2 notti fuori casa e il conflitto in Medio Oriente ha frenato la voglia degli italiani di viaggiare all'estero. Lo farà soltanto il 10% di loro, facendo ricadere la scelta sulle destinazioni italiane e le grandi capitali europee. I viaggi sono motivati da enogastronomia, ambiente e dagli eventi d'autunno nel territorio, anche correlati ai prodotti stagionali come castagne, funghi, tartufi, olio e vino. Autenticità culturali e l'arte del mangiar bene sono sempre più aspetti nodali per la scelta delle destinazioni in Italia. Il 50% degli italiani che ha rinunciato al viaggio lo ha fatto a causa dell'aumento del costo della vita. Arrivederci e buon viaggio in Italia nel mese di novembre.